Benvenuti, con Borghi d'Italia siamo tornati in Lombardia e vi porteremo alla scoperta di Pizzighettone in provincia di Cremona, la cosiddetta città murata. Il comune che si affaccia sul fiume Adda si trova a 46 metri sul livello del mare e conta circa 6.500 abitanti. Nel corso della puntata scopriremo tante cose belle. A voi Pizzighettone! Avrete visto sicuramente quelle che sono le caratteristiche principali di questo paese, ovvero il nostro grande fiume, il fiume Adda, e la nostra cinta muraria, che chiaramente dà una storicità e rappresentano quelli che sono i tratti storici più importanti del nostro territorio. Noi come amministrazione ovviamente stiamo cercando di mantenere vivo questa storicità e mantenere anche il nostro patrimonio. Tant'è che nel luglio del 2016, nell'ambito del federalismo demaniale, abbiamo acquisito tutta la nostra cerchia muraria della quale ci stiamo occupando. Questo non è un lavoro che ci vede coinvolti solo in prima persona, abbiamo delle associazioni a cui dobbiamo davvero dire grazie per tutti gli eventi che promuovono e per tutta l'attività che fanno di promozione anche relativa al turismo, e che fa diventare la cittadina di Pizzighettone apprezzata oggi anche fuori dalla nostra regione e anche in ambito nazionale. Grazie e davvero grazie ancora a chi ha camminato prima di noi, perché oggi ci permette di correre. Il fatto che il nostro paese sia bello non è l'unica nostra preoccupazione, certamente il mantenerlo così e certamente lavorare su tutti quegli aspetti della vita quotidiana, e quindi la sicurezza piuttosto che anche la vivibilità del paese, fanno della nostra amministrazione una priorità. Pizzighettone è un paese di cui sono innamorato. Io sono nato e cresciuto qui e mi ha visto mettermi in gioco per il mio paese, per cercare di migliorarlo verso un futuro migliore mio e di tutti i cittadini di Pizzighettone. E nell'arcipretale di San Bassiano andiamo a conoscere il parroco moderatore dell'unità pastorale di Pizzighettone. Benvenuti a Pizzighettone e in particolare nella chiesa parrocchiale di San Bassiano. Dal 2014 queste parrocchie, 5 parrocchie del territorio, sono state costituite in unità pastorale di Pizzighettone, e la parrocchia di Pizzighettone è quella un po' più grande di tutte.
siamo in 3 sacerdoti, di far procedere l'unità pastorale. Tutte le parrocchie hanno alle loro spalle un cammino significativo, una bella tradizione cristiana. Il tentativo è quello di cercare, su indicazione del vescovo e anche con l'appoggio della diocesi, di far convergere in un cammino unitario senza perdere le ricchezze e le specificità di ogni comunità cristiana, ma cercando piuttosto di fare in modo che le ricchezze di ognuna vengano condivise con le altre parrocchie circostanti. In modo particolare ci piace ricordare in questa chiesa, ma legata anche al territorio, la figura di un santo originario proprio di Pizzighettone. Si tratta di un sacerdote, San Vincenzo Grossi, è stato canonizzato nel 2015 a Roma, e nel prossimo novembre cadranno i 100 anni della morte. Questa chiesa è quella dove San Vincenzo è stato battezzato nel fonte battesimale che ancora la chiesa ospita. Parlare della chiesa parrocchiale di Pizzighettone non è semplice perché è una chiesa complessa, però ha un carattere distintivo, che in questa chiesa si intrecciano dei percorsi devozionali, di fede, ma anche di arte e di storia, perché questa chiesa è molto legata al territorio. La stessa dedicazione al San Bassiano rimanda ad una radice storica quando, per tradizione ormai acquisita, nel 1158 i lodigiani fuggono dalla loro città distrutta dal Barbarossa, vengono a Pizzighettone, sono accolti bene e decidono di contribuire all'erezione di questa chiesa che intitolano loro santo patrono. La chiesa ha mantenuto nella sua facciata le linee originarie, cosa abbastanza singolare nelle chiese del Cremonese, che invece hanno perso in gran parte il loro aspetto originario. Quando si entra, sicuramente ciò che colpisce è il grande affresco in controfacciata, una crocifissione. L'opera è di Bernardino Campi, che è stato uno dei grandi pittori cremonesi del manierismo cremonese del Cinquecento, che qui ha dato prova di grande abilità artistica e anche espressiva. Il palafreniere che cura il cavallo del centurione sarebbe un autoritratto di Bernardino Campi. Bernardino Campi introduce questa impresa pittorica perché la Chiesa ha assunto nel Cinquecento un ruolo importante legato a un fatto storico che è stata la prigionia di Francesco I. Francesco I di Francia, divenuto amico del parroco di Pizzighettone, deciderà di regalare a questa chiesa alcuni doni, tra cui una importante reliquia conservata nella cappella della Sacra Spina, e questo è uno dei fili conduttori della storia locale e anche della chiesa. Nella cappella del Rosario abbiamo il riflesso dell'evoluzione storica del paese quando ai francesi sconfitti subentrano gli
degli spagnoli. Ma a partire dal 1566 la fortezza viene governata da uno spagnolo, che è Diego Salazar, che elegge la Cappella del Rosario, la più bella cappella di questa chiesa, come sua cappella gentilizia, in cui verrà sepolto insieme alla moglie Donna Francesca. Questa cappella conserva 3 importantissimi altorilievi che sono un gioiello del 300 lombardo e che riassumono in 3 appunto scene l'inizio della storia della salvezza, con l'Annunciazione, la Natività e l'Adorazione dei Magi. Andiamo a conoscere un'altra realtà importante di Pizzighettone, il Museo Civico. Il Museo Civico di Pizzighettone, in poche sale, racconta una storia lunghissima, 30.000 anni di storia del nostro territorio, che noi abbiamo esposto per ordine cronologico. Il visitatore quindi, quando entra nella nostra piccola istituzione, troverà dei reperti dell'era quaternaria, cioè ossa di animali vissuti nell'ultima fase dell'era quaternaria, ovvero tra 35.000 e 10.000 anni fa circa, ritrovate nell'Adda, nel nostro fiume. Il percorso prosegue con la sezione romana che testimonia la colonizzazione avvenuta in area padana. Tra i vari reperti legati alla vita quotidiana e trovati nei campi o nel fiume ancora, è importante una tabula patronatus, un documento del 166 d.C. che è stato recuperato nell'Adda e che è frammentario. Il percorso prosegue con il Medioevo e quindi con la storia della fortezza di Pizzighettone, che fu fondato nel 1132. Abbiamo delle armi, soprattutto armi bianche, quindi spade, pugnali, coltelli, e una piccolissima sezione di armi da fuoco che ospita anche i cimeli di un soldato pizzighettonese, Paolo Antonio Losio, che combatté in tutte le guerre risorgimentali. Nella sezione delle terrecotte, degli oggetti artistici, abbiamo ciò che resta del primo museo di Pizzighettone, che era nato alla fine dell'Ottocento dalla donazione di un antiquario, che era stato inaugurato nella torre che ospitò Francesco I di Francia agli inizi del 1900. Purtroppo il primo museo fu saccheggiato alla fine della Seconda Guerra Mondiale e oggi di quella prima raccolta restano poche testimonianze. La sezione successiva ospita le stoviglie della mensa degli ufficiali trovate nel 2002 in una discarica all'interno della cerchia muraria e restaurate con l'aiuto del gruppo Volontari Mura e poi lasciate al Museo Civico dalla Soprintendenza Archeologica di Milano. Si trattava della mensa degli ufficiali della fortezza, sono delle stoviglie del vasellame realizzato nella tecnica della graffita arcaica padana, databile tra gli ultimi decenni del 400 e i primi del 1500. In quella discarica, insieme alle stoviglie, furono trovati anche resti di cibo, per cui abbiamo potuto capire cosa mangiavano questi ufficiali. Questa discarica ci ha permesso di aprire una finestra su un momento della storia della nostra fortezza per noi molto interessante e molto importante. Il Museo Civico prosegue il suo percorso, che si conclude con la piccola sezione di arte contemporanea che fu istituita negli anni 70 del secolo scorso dal pittore Enrico della Torre e che raccoglie opere di artisti prevalentemente del nord Italia, della seconda metà del Novecento e dell'inizio di questo nostro secolo.
e nel cuore delle mura di Pizzighettone andiamo a degustare le tipicità del luogo. Siamo all'interno della cortina muraria di Pizzighettone, sono le cosiddette casematte dove si svolge tutti gli anni una manifestazione gastronomica detta Fasulin de Loch con le Cudeghe, e abbiamo con noi le eccellenze di Pizzighettone dal punto di vista gastronomico. Alle mie spalle ci sono i figuranti della Proloco in ricordo della prigionia di Francesco I durante la battaglia di Pavia. Il piatto è una riproposta di una vecchia zuppa che c'era in paese fino a 20 anni fa, si fa all'interno delle mura, i fagioli sono coltivati in loco e all'interno ci sono anche cotenne di maiale, verdure e altre carni sempre dalla zona. Qui di fronte a noi abbiamo i prodotti della latteria di Pizzighettone, una realtà cooperativa presente sul nostro territorio da circa 80 anni e che lavora il latte proveniente da allevamenti quasi tutti vicini al centro di Pizzighettone, quindi è un prodotto quasi, si può dire, a chilometro zero. I due prodotti principali che la rendono particolare sul mercato sono il grana padano e il provolone valpadana, che questa è veramente un'eccellenza perché nel corso dei 50 anni in cui avviene la lavorazione ha affrancato questo prodotto al territorio, fondendo appunto le caratteristiche di tutti gli allevamenti che ne fanno parte e avendo un grosso contenuto in artigianalità. Consideriamo che anche queste pezzature molto grosse sono prodotte quasi interamente a mano e in cui non ci sono conservanti se non il sale appunto e il tempo di stagionatura che rende questo un prodotto unico nel suo sapore. Qui di fronte a noi abbiamo appunto questo che è la versione piccante fatta con un procedimento particolare e che è molto stagionato. La nostra azienda nasce dal 1965 e da oltre 50 anni produciamo questo salume tipico di Pizzighettone. Infatti sono i salumi della città murata di Pizzighettone, prodotto altamente naturale, fatto solo e esclusivamente con la coscia del maiale che fa parte del circuito del DOP Parma e San Daniele, stagionato in modo naturale ed asciugato in modo naturale. La sua caratteristica è che non contiene né glutine né lattosio e viene usato come grasso naturale solo la pancetta scotennata. Io gestisco la gelateria Le Pai, locale storico di Pizzighettone, che ha compiuto l'anno scorso 50 anni. Non ho fatto altro che continuare quello che era la produzione del torrone gelato, che hanno incominciato la produzione negli anni 70, prodotto tipico cremonese come il torrone vuole nella stecca rettangolare così, prodotto con granelle di torrone, granella di pistacchi, miele e delle mandorle tostate. Viene prodotto solo nella stecca per continuare quello che è la tradizione, per non andare a snaturare quello che è il dolce tipico promosso da qualche anno eccellenza di Pizzighettone e con il quale andiamo a fare le fiere enogastronomiche per portarlo ad assaggiare anche in giro oltre che in paese. Il biscotto di Pizzighettone è un biscotto che ho inventato una decina di anni fa in omaggio a Pizzighettone come paese. È un biscotto fatto con una vecchia ricetta di una pasta frolla al burro, rivisitata, corretta, rifatta un po' ai tempi nostri, a forma anche di mattoncino che un po' ricorda il mattone delle mura di Pizzighettone. Vi invitiamo quindi a venire a Pizzighettone, a visitarla. Siamo organizzati con le visite guidate. L'occasione migliore è quella di venire per la festività dei morti, per la festa dei Fasulin. Il gruppo Volontari Mura ha riscoperto 25 anni fa questa struttura, l'ha recuperata dalle sterpaglie che la ricoprivano e adesso è all'utilizzo di tutti quelli che vogliono venire. E sempre nel cuore delle mura di Pizzighettone andiamo a visitare il Museo delle Prigioni.
Pizzighettone è la città murata più completa della Lombardia. Oltre a essere murata è anche bastionata. Un'altra particolarità di Pizzighettone è che il centro storico è diviso in due parti. Il quartiere di Gera sulla sponda destra del fiume Adda, il quartiere di Pizzighettone sulla sinistra. È ancora circondata da queste antiche mura, costruite alla metà del 300 dai Visconti e poi rinforzate dagli Sforza e da tutti gli occupanti di Pizzighettone, dagli spagnoli, dagli austriaci e dagli stessi piemontesi. La particolarità di Pizzighettone è che le mura sono tutte vuote al loro interno e si chiamano casematte. Perché il nome casamatta? Perché l'origine della casamatta nasce con l'avvento delle armi da fuoco, del cannone, e serviva un ambiente dove mettere i cannoni, dove si potevano posizionare i cannoni a più strati. Noi abbiamo un bellissimo esempio nel Rivellino di Pizzighettone, che è una delle prime cannoniere costruite nella storia delle fortificazioni. Le casematte di Pizzighettone risalgono invece al 1720, quando gli austriaci conquistano il nostro territorio. A questo punto hanno bisogno di una base logistica, dove mettere più di 3.000 militari in caso di guerra. Ecco l'idea da parte degli austriaci di attaccarsi alle antiche mura, costruendo tutti questi ambienti a volta botte, che si chiamano anche loro casematte perché sono a prova di bomba. Le casematte, dopo la loro costruzione del 1720, 60 anni dopo, Giuseppe II decide di trasformarle nel primo ergastolo della Lombardia. E allora nel 1785 arrivano a Pizzighettone i primi 100 ergastolani e vengono chiusi nelle casematte di Pizzighettone. Il carcere poi si trasforma in base alla situazione sociale e politica di un territorio. Verrà usato poi durante la Prima Guerra Mondiale come campo di prigionieri per gli austro-ungarici ed ecco che nel 1920 diventa un carcere militare, dove ci troviamo dentro in questo momento, e sono le celle di isolamento. Il carcere diventa uno dei più duri d'Italia, infatti si dice ti mando a Pizzighettone per scoraggiare i militari che vogliono disertare. Il carcere poi nel 1946 viene cambiato e diventa un reclusorio politico, perché il carcere di San Vittore viene distrutto da una sommossa organizzata dal bandito Ezio Barbieri. Quindi a Pizzighettone verranno portati i banditi più pericolosi, ma verranno portati qui a Pizzighettone anche i fascisti. Il carcere poi verrà chiuso nel 1954 e nel 1956 verrà aperto il carcere minorile. Uno degli ospiti che abbiamo avuto nel nostro carcere minorile è stato Renato Vallanzasca all'età di 16 anni. Quindi qui a Pizzighettone sono passati tutti, dal re di Francia, Francesco I fu messo nella torre del Guado qui a Pizzighettone, da Francesco I si arriva a Renato Vallanzasca, quindi c'è una storia carceraria unica in tutta, diciamo, la storia della Lombardia. Diamo la parola al curatore del Museo Arti e Mestieri di una volta. Ci troviamo nel Museo Fiorenzo Barili, Arti e Mestieri di una volta di Pizzighettone, dedicato alla figura dello scomparso sindaco Barili di Pizzighettone. In sostanza è il museo etnografico di Pizzighettone che conserva e racconta alle future generazioni uno spaccato della storia di questo paese disteso sulle sponde dell'Adda del secolo scorso, 1900 e qualcosa anche anticipando il 1800. Il museo è sostanzialmente una raccolta di materiali, di oggetti, di strumenti, illustrati attraverso fotografie, didascalie e disegni, che ha questo compito di salvaguardare e raccontare questo spaccato storico. Inizialmente c'è una parte dedicata al rapporto tra l'uomo e il fiume, quindi la vita sul fiume, la navigazione, la pesca, con anche delle cose molto particolari, tipo la ricerca dell'oro nelle sabbie aurifere dell'Adda, una cosa abbastanza strana e particolare. Poi sostanzialmente abbiamo il rapporto dell'uomo con la campagna circostante, quindi l'agricoltura. Poi abbiamo il rapporto con la lavorazione dei metalli, dei legni, dei pellami e del cuoio, tipica appunto dei lavori artigianali di fine Ottocento, inizio Novecento, metà Novecento. Infine abbiamo tutta una parte dedicata alla vita quotidiana, cioè al rapporto che esiste nella quotidianità, soprattutto incentrato sull'alimentazione.
Venite tutti a Pissighiton, perché Pissighiton è uno dei più bei paesi della provincia di Cremona, è due gede belle ed è tutto. E quindi vi troverete senz'altro contenti e vi aspetti tutti quanti, quando potete, di venire a fare giro a vedere tutto quel che è bello ed è buono a Pissighiton. Per rivedere tutte le puntate di Borghi d'Italia potete consultare il nostro sito. Buone passeggiate a Pizzighettone. Ciao!